Attenzione amici da casa, 17 febbraio alla scoperta del ponente ligure. My need is such, I pretend too much. Eccoci, non so se riuscite a vedere perché è ancora buio. Sono qua in compagnia della mia guida e nuovo amico Stefano, che vi presenterò dopo con la luce perché sennò esce fuori un film dell'orrore. Tre canne, Bibi, coreano, americano, e due canne di Stefano. Siamo qua a Moltedo, alle porte di Voltri. Questo è tutto. All'alba delle 6:20 è arrivata la prima mormorozza. Eccola qua, la prima. Un bel mormorozzo. Dal nostro amico Stefano è partito e il mitico Pagello è riuscito a mangiare 2 ami sul trave. Addirittura. Incredibile. Ingordo. Ora 7 meno un quarto, inizia a far luce. I primi 2 pesci sono venuti a terra, una bella mormora, pagellina. Veramente dei colori meravigliosi. Il nostro amico Stefano che sta rimontando, pronto a lanciare. Si sta discretamente bene, temperatura sui 10 gradi. Ho cambiato tutte le esche, ho messo tutte americani, terminali lunghi 0,22 fluorocarbon, montatura scorrevole come sempre, più semplice possibile, e si continua. eccoci qua, albeggiato, pesce in canna. Un attimo. Come sa che la signorina? Signorina orata? Però se dalle testate è orata. Vai Giorgio. Non lo so, facci sognare. Facciamo questa bella ripresa in diretta. Il mio telefono è morto ovviamente. Appena decido di fare un video consiglio di venire più indietro, comunque. Mi è crashato il telefono. Sì, ovviamente mi segna adesso il 10% perché giustamente quando c'è il bel pesce in canna il mio telefono deve morire. Shock è passato. Shock è passato, eccolo. Eccola. Bella mormorozza. Bella mormorozza, ragazzi. Orata. La Prima orata per il buon Giorgio. Questa qua è merita tua, Ste, Bravo Giorgio, complimenti. 2-0, Cos'è sul trave questo qua? Trave lanciato fuori, vediamo un attimo. Deve essere un pescino.
che non ve lo diremo, amici da casa, potrebbero essere le 25 di sera, per voi da casa. No, sono quasi le 7. È febbraio e bisogna sempre cercare di venire un po' col buio in questo periodo. Bella distantina questa. Ci mettiamo qua come se stessimo recuperando da casa praticamente. Attenzione, doppietta per il nostro... tripletta! Cioè, amici, qua non si scherza. Stefano, da buon garista, l'ha lasciato mangiare. Voi non potete saperlo, ma qua non si scherza. Qua c'è tecnica, c'è tecnica. Li rilasciamo subito, un bel pagellotto. Ragazzi, tecnica. Il ragazzo qua, io l'ho visto, l'ha lasciati mangiare con calma e ne ha presi 3, non 2 ma 3, ragazzi. Un po' di sano catch and release, impariamo da Stefano. Impariamo da questo bravo ragazzo, non 2, non 1 ma 3 pesci sta rivelando. Grande Ste. Attenzione, 7:30, inizia a fare luce. Nostre canne, nostro amico Stefano, tutti americani per quanto mi riguarda. Mattinata tutto sommato piacevole. Eccoci, adesso la nostra guida e compagno di pesca ci spiegherà brevemente, per chi non c'è stato come me, un attimino questa spiaggia, così da fare un po' anche di informazione. Dice tutto, caro. Niente, è una spiaggia che siamo qua in zona portuale, quindi incastonata nel porto, proprio all'imboccatura, e profondità media, assenza di scalino, quindi puoi recuperare tranquillamente la tua lenza senza problemi. Spesso lo scalino crea delle rotture, perdite di pesci importanti anche. Infatti qua abbiamo recuperato rate, mormore senza problemi. Di solito qua la situazione che paga di più è a mare in scaduta, dopo alla fine di una mareggiata, però anche quando il mare è calmo escono pesci come orate e mormore tranquillamente, sulla media distanza, sui 60-70 metri. E insomma, questa spiaggia qui regala sempre qualche emozione. Abbiamo visto, amici da casa, che siamo stati subito ripagati. Eccolo il nostro Stefano. Coppiola. Ragazzi, qua non si scherza. Non si scherza mica qua, Mormora, sparlotto, mormorozza e un altro sparlotto. Un po' di pop-up coreano E via. e ora li liberiamo. Grandissimo Ste. Nove meno un quarto, un po' di venticello, cielo
velato, controlliamo le esche e si continua. Eccoci amici da casa, 9:40 e la nostra battuta anche oggi è terminata. Iniziamo a togliere le canne. Eccoci, battuta finita. Che dire, ricordatevi la faccia di questo ragazzone che mi ha accompagnato questa mattina, perché lo rivedremo presto. Prima battuta della scoperta del ponente Ligure è andata abbastanza bene, anzi siamo soddisfatti visto anche una stagione che Mi hai pure battuto, quindi direi che ci è andata bene. Io ringrazio questo omone qua al mio fianco, grazie a te. lo rivedremo presto. La prossima battuta ci sposteremo invece verso Voltri, quindi continuate a seguirci e alla prossima. Alla prossima, ciao ragazzi.